La frammentazione varietale, per esempio, che anche quello non ha certamente, non ha certamente potuto essere di ausilio a realizzare sempre quel grandissimo momento di grande produzione che realizzandosi quindi con delle produzioni non programmate non aveva la capacità di relazionarsi con il mondo industriale per andare a formare diciamo quella base di materia prima e di prodotto che senz'altro diventa fondamentale per la fase della trasformazione. Bene, io potrei ancora dire quali possono essere momenti di caduta e momenti di critica. Io dico semplicemente se dal mio modo di vedere e di pensare nella conoscenza, diciamo, abbastanza, come dire, generale del problema, possono essere pensati delle azioni e come queste azioni che possono essere pensati siano capaci di essere realizzate per portare quella capacità non solo di rispondere a quella domanda del convegno che l'agricoltura, la coltivazione in funzione di quello che sarà il prodotto che uscirà dalla trasformazione, ma insieme alla capacità di sussistere dell'agricoltura nel suo complesso, perché l'agricoltura naturalmente sconta tutto quello che noi abbiamo sentito scontare e che probabilmente, certamente in una condizione di questa grande sofferenza e difficoltà ha la necessità di essere orientata, di essere aiutata per riprendere quella funzione che da un punto di vista sociale e economico molto importante, anzi addirittura diciamo essenziale, ma che deve legarsi sicuramente con una attesa che è quella che viene soprattutto dal mondo della gente normale, quella che consuma, quella gente che di fatto diventa il destinatario di questo prodotto che viene nelle diverse fasi del suo percorso trasformato. Bene, fatta questa sorta di premessa, io dico che alcuni elementi di riflessione possono essere presi in considerazione. Prima di tutto, qualsiasi ragionamento deve guardare alla capacità di porre in essere delle iniziative che siano prima di tutto capaci di andare a soddisfare da un punto di vista economico chi produce. Quindi il prodotto della formazione del prezzo e della remunerazione per quanto riguarda il produttore. Io non dico 20 euro, 30 euro, 50 euro, questo non mi interessa in questo momento, perché in funzione di quello che si vuole fare, di quello che è la capacità di fare, probabilmente noi a quel punto siamo capaci di andare a determinare una remunerazione equa a chi questa materia prima è capace di produrla e quindi di fornirla. Ma questo non può essere un fatto che l'agricoltore spontaneamente riesce a realizzare. È del tutto evidente che è necessario mettere a sistema gli attori del processo. Si parla della filiera, dei contratti di filiera. Oggi probabilmente ancora non siamo nelle condizioni di poter fare dei contratti di filiera veri e propri, ma a partire dagli accordi di coltivazione e degli accordi di filiera noi possiamo essere nelle condizioni di dare delle risposte positive che guardino alla formazione di quel prodotto che vuole andare a soddisfare le caratteristiche che il mercato richiede, perché poi alla fine
non serve produrre niente se questo che si produce non ha una capacità di essere assorbito da parte del mercato. Il trasformatore, il mugnaio, il pastaio, pastificatore che si chiami, non andrà a comprare un quintale di prodotto quando questo quintale di prodotto non ha le caratteristiche tali da essere utili o utilizzabili per andare a ottenere un prodotto che abbia il gradimento del consumatore. Allora, in questo senso è necessario fare quello sforzo di mettere insieme almeno questi poli importanti o due elementi importanti di tutto questo sviluppo economico, la produzione, la trasformazione. Allora, quando saremo stati così bravi da realizzare con gli strumenti materiali, con azioni materiali, questo saremo quindi capaci di dire se la produzione dei cereali ha possibilità di sussistenza e di determinare quindi anche come la produzione del cereale si può legare al prodotto finito, così come si chiede nel titolo del nostro convegno. Io credo, in conclusione, di poter affermare che questi elementi ancora oggi possono essere presenti nella nostra realtà, ma quando questi elementi siano accompagnati da una conclusione di un confronto, perché le tavole rotonde, i convegni enunciano le necessità, ma in genere non vanno a conclusione perché mancano realmente i soggetti che questa azione la devono fare. Oggi magari nel avere un rappresentante di un mulino, l'associazione dei panificatori avvicina un po' di più i soggetti. Mancano ancora, secondo me, gli agricoltori, che hanno sì una loro rappresentanza con le associazioni sindacali, ma io credo, non per fare torto a nessuno, che bisogna probabilmente veramente stringere il discorso attraverso quegli organismi, che siano organizzazioni di produttori, che siano quei centri di ammasso, che siano quelle realtà aziendali quando esistenti, che siano il punto di unione e il punto, la cerniera tra la produzione e la trasformazione, che nella pratica realizzino effettivamente la condizione che si coltivi e che il coltivato sia un coltivato idoneo alla trasformazione, che sia un prodotto che abbia le caratteristiche che sappia soddisfare le esigenze del mercato. In questi termini io posso essere testimone della possibilità, della certezza che questo possa avvenire. Vi ringrazio. Grazie. Allora noi apriamo il dibattito, intervenite voi, poi riinterverranno i signori che sono qui sul pulpito. Questa cosa con su pulpito da legge scrivuto. Mi piacerebbe stare a livello terra, uguali, invece sempre in alto, sa perché? È l'organizzazione architettonica. Io inizierei con Giancarlo De Ida, che a nome della Proloco, del Comune, della provincia ringrazio per essere venuto addirittura da Cagliari